Anche in Sicilia arriva l'obbligo di mascherina ed anche all'aperto, ma con quello scatta pure il divieto di assembramento. Il presidente della regione Nello Musumeci ha appena firmato l'ordinanza in vigore da mercoledì prossimo 30 settembre al 30 ottobre salvo proroghe, che impone l'uso dei dispositivi di protezione individuale a tutte le persone con più di 6 anni. La mascherina va indossata sempre, ma se si è all'aperto solo in presenza di altre persone e a meno che queste non siano congiunti o conviventi. Sono esclusi coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto. L'obbligo però torna in vigore già nel momento in cui si finisce di fare sport. Non è però l'unica norma prevista dall'ordinanza, scatta infatti anche il divieto di assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi. In altre parole, oggi si può fare un capannello in strada, da mercoledì non si potrà più, a meno di ritrovarsi in presenza di congiunti. Fanno eccezione le iniziative autorizzate e le attività produttive. Le misure che adottiamo con questa ordinanza, evidenzia Musumeci, mettono al centro i controlli e la prevenzione nei confronti delle persone fragili o i più esposte al contagio. I nostri costanti e ripetuti inviti alla prudenza purtroppo non sono stati da tutti adeguatamente raccolti ed entriamo in una fase difficile dell'epidemia con l'arrivo della stagione influenzale. Il testo è ancora una volta improntato al principio della leale collaborazione tra tutte le istituzioni e del confronto con i professionisti, che presto l'assessore Razza tornerà ad incontrare con il comitato tecnico scientifico. Abbiamo appreso, prosegue, che la chiave più importante per affrontare questa emergenza è rappresentata dalla tempestività delle decisioni e della previsione di eventuali futuri. La Sicilia non vuole un nuovo lockdown, ma per impedirlo dobbiamo impegnarci tutti, soprattutto i più giovani. Ci sono poi nuove norme per l'accesso all'isola. Il provvedimento ribadisce per chiunque entri in Sicilia, provenendo da Stati dell'Unione Europea e o extraeuropea, cioè da qualsiasi luogo, di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it oppure di comunicare la propria presenza al servizio sanitario. Per i siciliani però c'è l'obbligo di usare entrambi gli accorgimenti, registrandosi sul sito e dandone comunicazione al proprio medico di famiglia. La norma in questo caso è retroattiva, bisogna farlo anche se si è tornati in Sicilia negli ultimi 7 giorni. Scatta inoltre uno screening con i tamponi rapidi sul personale sanitario.